Il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 giorni per analizzare un pochettino le esperienze dei PLG da cui arriviamo è stato finalizzato a capire quali sono magari anche le buone prassi da esportare e da mettere come fondamento per i prossimi PLG. Abbiamo individuato vari punti, sia in negativo che in positivo, che possono aiutare nella formulazione dei ipotetici prossimi progetti. Innanzitutto abbiamo visto che nel lavoro di ieri le componenti dell'autonomia da noi individuate come fasi per realizzazione dell'autonomia per noi giovani non possono trovare risposta soltanto nell'azione del PLG, che è sì importante, però forse anche da un punto di vista proprio di ruoli, i comuni o i consorzi di comuni, tra virgolette, non possono rispondere a tutti quelli che noi vediamo come tasselli della realizzazione del giovane nel suo percorso di autonomia. Perché se si svolge solo sul fatto della formazione, del lavoro e della casa, sono alcuni tasselli che un comune può andare su cui un comune può andare ad operare per trovare delle risposte, ma ci sono delle situazioni sistemiche per le quali si può soltanto tamponare magari. Quello che però ci preme, oltre a questo, che comunque sia non è un aspetto negativo, nel senso i comuni da loro fanno quello che possono, poi magari saranno altre le cose da fare. C'è però una speranza che il PLG sia l'inizio di un percorso, non fine a se stesso, nel senso che in tutti questi anni qua forse tutti di noi hanno visto molti bellissimi progetti che partono e poi non si sa dove finiscono, nel senso che magari anche interessanti, con 1000 motivazioni, poi non hanno un seguito, e questa è la speranza che vorremmo che questa volta non fosse così, cioè fosse proprio un livello nazionale che dà un indirizzo positivo in questo senso, di non perdere per strada questo buon lavoro che si è fatto in questi anni. Nello specifico, tra le buone prassi dei vari PLG abbiamo visto che sì, tentano molto di portare alla formazione dell'individuo, magari anche da un punto di vista proprio lavorativo, ma quello che manca forse è una maggiore organicità che porti una continuità fra formazione e lavoro. Perché sì, si fa formazione magari anche per capire quali sono le proprie attitudini, i propri interessi, quello che si può andare a fare, ma poi manca un collegamento con il lavoro, che non deve essere soltanto magari lo stage o il tirocinio, ma può anche essere quello, insomma, magari trovare altre forme se possibile, o anche sviluppare quelle, ma si è visto che nei nostri casi, ad esempio, la formazione è formazione, il lavoro poi magari è lo start-up dell'azienda, della cooperativa che salta fuori dal PLG. Sempre in questo senso qua, per i tirocini è importante il far rete, questa specie di slogan che ormai sono anni che ci diciamo, però può avere un nuovo significato. Fare rete non soltanto fra servizi di comuni limitrofi, fra servizi di bacino, tra virgolette, quali possono essere le agenzie per il lavoro, ma anche non solo verso altri enti, ma appunto verso le aziende. Perché far rete può portare ad avere più facilità nei tirocini, più facilità magari in degli avvicinamenti fra quelli che sono i percorsi formativi e quelli che sono le necessità lavorative. Un piccolo problema che abbiamo visto dal punto di vista del far rete invece è che magari spesso si fa rete proprio perché bisogna far rete, tra virgolette, e quindi magari si va per un criterio di economicità magari a coinvolgere enti che non portano un vero valore aggiunto, perché magari con l'idea di far rete, con l'idea di economizzare, si va a coinvolgere parti che vengono, come dire, altri enti che vengono messi all'interno del progetto soltanto per quello, e non si fa una valutazione qualitativa sul lavoro che possono fare, sul valore aggiunto che possono dare. E quindi sì, rete, ma rete ragionata, nel senso andiamo a capire se quel tassello lì può non soltanto essere bello da un punto di vista formale, ma se può essere un vero valore aggiunto per il progetto. Uno slogan che abbiamo tirato fuori è quello di riforma attiva, con un sottotitolo Risposte giovani a domande vecchie, che è anche un bel logo, magari inseriamo la foto dopo, che è più comodo. E nel logo si vede proprio questa idea qua una strada, che potrebbe essere magari il nostro percorso di PLG, però con un ponte, perché c'è essere un ponte fra formazione e lavoro, e questo può essere il PLG.